Le norme generali in tema di lavoro prevedono l'obbligo formativo per tutti coloro che sono sottoposti a regime di cassa integrazione. Fra gli enti accreditati a tal fine vi è il CESAR, Centro di Formazione dell'Assartigiani, che in tale frangente è diventato un punto di riferimento per la Regione Veneto. Sono oltre 1.600 i lavoratori che infatti negli ultimi mesi hanno frequentato la struttura formativa vicentina per affinare la propria preparazione in vista della reintroduzione nel mondo del lavoro. Sentiamo. Guglielmo Springolo, direttore dell'Istituto Veneto per il Lavoro. La situazione di crisi economica ha messo molte persone nella condizione di dover frequentare delle attività formative. Che cosa è successo nella nostra regione e in particolare in provincia di Vicenza? Sì, la regione nel mese di agosto ha avviato un progetto per garantire il reddito alle persone in cassa integrazione. Questa attività implica il fatto che la persona diventa soggetto attivo, per cui nel momento in cui in cassa integrazione partecipa a questo progetto regionale con una serie di attività formative. Ecco. E la finalità di questo è non soltanto garantirgli ovviamente il reddito, cosa molto importante, ma anche garantirgli un'attività di servizio che gli permetta di avere elementi, diciamo, di vantaggio aggiuntivi in una situazione particolare che sta vivendo in quel momento il lavoratore e l'impresa. In questo senso è stata costituita una compagine significativa perché Confartigianato, Confindustria, il sistema del commercio e società interinali. Questa compagine ha nel breve tempo, per cui nel giro di qualche settimana, ha organizzato un'attività che ha visto il coinvolgimento nella regione di più di 13.000 persone. Su queste 13.000 persone teniamo presente che quasi un 50% erano persone dell'area vicentina. A Vicenza pertanto si è concentrata l'attività più rilevante, ha visto in questo caso coinvolto in modo particolare il CESAR, che ha avuto più del 60% delle attività concentrate rispetto alla sua provincia. E questo ha fatto sì che sia stato coinvolto direttamente con le attività più di 3.000 persone, di queste 3.000 persone 1.600 sono state le persone coinvolte poi che hanno svolto attività in modo attivo, con più di 30.000 ore di formazione, per cui un numero ovviamente di ore estremamente importante. Da tenere presente che questa attività è stata poi svolta in tempi molto rapidi, in una condizione nuova, progetto nuovo, un sistema nuovo, nuovo per i lavoratori, nuovo per le imprese, nuovo per tutto il sistema produttivo, ecco, per cui anche un'iniziativa che ovviamente ha avuto, come dire, la necessità di essere rodata, avviata, eccetera. In questo è stata una sfida importante perché ci ha permesso a fine anno di raggiungere un risultato estremamente significativo perché il 50% delle persone che sono state coinvolte nella regione sono state persone che attivamente hanno partecipato all'attività, almeno qui per quanto riguarda Vicenza, e questo penso che sia un dato importante. L'attività formativa coordinata dalla Regione Veneto ha visto la stretta collaborazione fra l'Istituto Veneto per il Lavoro, ente di formazione di Confartigianato Veneto, il CESAR e la società di lavoro interinale Obiettivo Lavoro. Noi ci siamo inseriti assieme appunto a Confartigianato e siamo partner in questa attività di politiche attive proprio per fornire ai nostri cassi integrati di tutta la Regione Veneto, in particolare appunto di Vicenza, delle attività di orientamento individuale, di orientamento di gruppo e quindi tutti i nostri operatori che devono essere accreditati, quindi gli operatori di Obiettivo Lavoro accreditati presso la Regione Veneto, possono svolgere e devono offrire questi servizi di politica attiva ai cassi integrati di accoglienza, di counseling individuale di primo e secondo livello e quindi di orientamento individuale di gruppo. Tutto questo poi viene correlato anche dalla formazione che invece viene svolta da Confartigianato Vicenza. Calcolate che queste attività sono delle attività estremamente importanti che danno proprio sostegno al cassa integrato in deroga e quindi sono attività che permettono al cassa integrato di avere anche tutta una serie di operatori, di psicologi accreditati con i quali proprio confrontarsi ed essere supportati in questo momento che è un momento chiaramente difficile per il cassa integrato.